Assemblea indipendentista, giusto? Non solo. Allora, quindi a me avete capito già in che condizioni sono ogni volta prima di intervenire, sono sempre stato lì per, poi alla fine no, poi non ti vengono a vedere. sono iscritto e basta. Esatto. Sì, poi con Johnny ci siamo visti da poco a Isili per un incontro con la comunità montana, abbiamo toccato per l'ennesima volta con mano le proposte, le soluzioni che la Regione Sardegna ci propone nelle zone interne per i piani di sviluppo che poi nel concreto sono foraggiamenti burocratici, elemosine, sì. Mi fanno sorridere perché questo è il piano per il territorio che doveva per la trasformazione, giusto? Che se non sbaglio è successivo a quello del primo insediamento. Adesso non so se qualcuno di voi ha sentito del primo insediamento, quanti hanno ricevuto i finanziamenti. Sono passati 12 mesi, ci sono giovani agricoltori che hanno chiesto prestiti, eccetera, e adesso non hanno fatto tempo manco a presentarsi per questo secondo progetto, quindi comunque io volevo dire la mia in generale. Sono nato nel 1989. Nel 1989, da quell'anno in poi, il capitalismo, l'economia di mercato fatta da padrone, nel senso che è venuto meno quell'alternativa sociale, politica che rappresentava una parte del mondo molto vasta, ed è diventato un mercato tutto quanto, tutto, la pensione, la scuola, anche la politica è diventata un mercato. Noi l'abbiamo visto, lo vediamo, da quell'anno poi si sono susseguite delle date che hanno simboleggiato la nascita di qualcosa che doveva essere una rivoluzione, il 1994, e che poi puntualmente si è dimostrata fallimentare in pochissimo tempo e che poi si ripresentava in continuazione. E oggi abbiamo questa rivoluzione che deve continuare. Voglio dire, l'offerta politica dell'Italia di oggi è molto breve, dura poco, i leader durano 1 o 2 anni e poi bruciati subito, odiati dalle persone, da tutto, odiati. Renzi è l'ultimo caso, che lo odiano tutti, adesso non si sa manco perché lo odiano tutti, si vede. Ma no, lui è è l'emblema. Quindi cosa deve essere autodeterminazione per arrivare a questo? Noi non dobbiamo, secondo me, poi questa è la mia legittima opinione, non dobbiamo andare a far parte di una di quelle offerte politiche da dare alle persone. Noi dobbiamo rappresentare una rivoluzione vera, mi verrebbe da dire, una rivoluzione tranquilla, è stato detto. Mi sono piaciute molte cose di questo progetto che mi hanno spinto ad avvicinarmi. Delle parole, maratona, appunto, è stato detto anche prima, lungo periodo, costruzione, unione, organizzazione,
indipendenza, democrazia, dal basso verso l'alto. Anche sulla questione della zona franca io rispondo dicendo: siamo totalmente squilibrati. In Sardegna l'economia e le zone economiche, abbiamo l'effetto ciambella, l'economia ormai è il turismo, perché noi dobbiamo vivere per forza di turismo, il turismo come vivono nelle isolette a Palma de Mallorca o a Ibiza, quello secondo molte persone è il nostro futuro. Noi siamo un continente, non siamo solo noi abbiamo molto di più, siamo un popolo, siamo una nazione. Questo l'ho maturato con tanti anni di interesse alla politica. Posso dire che la politica mi sono avvicinato al mondo indipendentista perché ho avuto persone, degli amici che hanno creduto alla politica e all'idea dell'indipendenza e mi sono informato su chi parlava di indipendenza, su chi ha rappresentato quell'elemento di coscienza che dobbiamo cercare di risvegliare in tutti i sacri, in noi, no? Lui è uno di questi, tanti altri, alcuni non ci sono, alcuni di questi sono odiati come sono odiati purtroppo. Per me odiare non è una bella cosa, politicamente non mi piace. Quindi io penso che sono d'accordo, l'organizzazione territoriale, sono d'accordo con quello che dice l'avvocato Sondai, dal territorio. Per me la politica prima di tutto è il territorio, il nostro paese, coinvolgere le persone, fare formazione, la storia sarda, quello che non ci fanno studiare nella scuola italiana, creare piccoli spazi di sovranità, cercare di riprenderci quello che ci compete culturalmente. Allo stesso modo io penso che sarà che l'idea di autodeterminazione, del progetto autodeterminazione, debba essere un'idea condivisa non solo non deve esserci comunicata, cioè noi non dobbiamo aspettare che ci dicano cosa fare, eccetera. Allo stesso tempo per me i leader indipendentisti oggi che hanno rappresentato la lotta indipendentista siano da prendere da esempio. Da qui adesso che è nata autodeterminazione dobbiamo cercare di aprirci noi alla Sardegna, dobbiamo essere umili, non dobbiamo comunicare, dare la nostra visione e basta. Noi dobbiamo chiedere agli altri, ai sardi che si sentono abbandonati, perché non gliene importa, non è il centro degli interessi, è da un'altra parte. L'alta velocità è da un'altra parte, su in Piemonte le nostre dighe sono un colabrodo, le nostre ferrovie sono un colabrodo, però l'Italia spende 20 miliardi di euro per la TAV, quindi lo sappiamo, cioè è lì, lo sappiamo, è lì che è evidente che l'unico modo è che il centro sia riportato qui. E noi ce lo dobbiamo creare con azioni concrete
piano piano. Per esempio la mia proposta, quando sarà ben delineato poi autodeterminazione, come deve essere, quale deve essere il ruolo delle sigle, quale deve essere il ruolo dei militanti. Io mi sono avvicinato all'autodeterminazione non perché sono muroniano, io proprio Muroni non mi piaceva neanche più di tanto, ma allo stesso tempo le sigle indipendentiste, le loro storie di divisioni, eccetera, deve nascere qualcosa di nuovo. E quindi quando sarà tutto completo, organizzato, saremo pronti, affrontiamo la questione principale. Una nazione, un popolo, uno Stato ha bisogno di una Costituzione, una nuova Carta dell'ONU per la Sardegna. Solo così, secondo me, possiamo chiamare tutti i sardi a raccolta. Grazie. Grazie.